catch your eye like a big pizza pie, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're... Allora, sembra un po' di rivivere delle scene da un matrimonio. C'è questa coppia di fatto, Moro e Uxorio, che in fondo è quella costituita da Partito Democratico e Popolo della Libertà all'interno dello stesso governo, convivono, insomma non sono del tutto sposati, ma insomma cercano di andare d'accordo, non senza qualche problema, perché per esempio adesso c'è un grosso attrito sulla questione dell'IMU e dell'IVA, perché per esempio poco fa Fassina del Partito Democratico ha parlato di un'IVA spostata al 1° gennaio, mentre il PDL dice no, l'IVA proprio non va aumentata, l'aumento dal 21 al 22% non va aumentato e va abolita l'IMU sulla prima casa, che invece il centrosinistra vuole mantenere. Quindi c'è questa situazione e parliamo di coppie di fatto anche, perché a Treviso è scoppiata una polemica e c'è bufera sulle coppie di fatto, perché il nuovo sindaco Giovanni Manildo ha presentato il registro per coppie di fatto eterosessuali e omosessuali ed è stato il finimondo, perché la città si è divisa, Gentilini vedrete è tornato in scena. Insomma, parliamo anche di questo e poi di lavoro, di economia e di tutto quanto avrete letto in questi giorni sui giornali e sentito nei nostri notiziari. Alessio Morosini, l'Europa secondo lei sta facendo, e i parlamentari italiani, insomma, dice Elisabetta Gardini, premono perché l'Europa cambi registro e lo diceva anche Alfano ieri, insomma bisogna che la Merkel e Letta pure lo diceva, allenti la morsa e ci lasci vivere un po' più sereni, no? Ma l'Europa vive sicuramente un momento di grande difficoltà e di contraddizione, soprattutto la contraddizione, io credo, il fatto che cerca di attrarre a sé spazi di sovranità sempre più ampi, ovviamente in pregiudizio degli stati che vi appartengono, però di fatto non offre garanzie di esercizio corretto di questa sovranità, o meglio, non tutte le istituzioni europee sono in qualche modo soggette ad un controllo attraverso meccanismi adeguati per cui la sovranità, diciamo, viene esercitata. Mi spiego meglio. Il Parlamento europeo, che è una istituzione che ormai ha la sua storia perché è partita nel lontano 1989, quindi più di 24 anni, non è mai diventato 79, chiedo scusa, sì. Non ha mai avuto una trasformazione in organo legiferante, quindi è in realtà un'assemblea dove si condividono i problemi, ma dove non vengono assunte delle decisioni che poi sono rilevanti per i cittadini. Nota la storia che sia la Commissione sia il Consiglio dei Ministri, ma la Commissione in particolare, che dovrebbe essere in futuro l'organo veramente di governo che va anche ad assorbire, a sostituire il Consiglio dei Ministri, che attualmente è una doppione che non ha una natura ben definita, in realtà si è occupata di cose molto banali. E nel frattempo invece la burocrazia europea è cresciuta a dismisura, impedendo alle istituzioni di assumere quel rilievo che dovrebbero avere, cioè un Parlamento legiferante. Non si sono fatti passi in avanti, si è fatta un passo in avanti con la burocrazia, questo sicuro. Ma figuriamoci, legislatore, ma con legislatore su quali materie? Limitatamente su per tutto oramai. Ma questa è un'aspirazione, non è un risultato, perché in realtà le sovranità statuali, e lo vediamo in proposito la Germania cosa sta facendo con la Corte Costituzionale di Karlsruhe, che interverrà a gamba tesa su una questione fondamentale di sovranità per i tedeschi, che ha detto sostanzialmente comandiamo noi sulla moneta
e se un Parlamento europeo non riesce ad avere il dominio sovrano, il controllo politico istituzionale sulla moneta, che è lo strumento primo che determina l'efficacia o inefficacia di tutti gli altri provvedimenti, noi parliamo di aria fritta. No, però c'è un po' di contraddizione, no, scusa, perché prima dici che non vuoi dare cedere sovranità all'Europa, poi dici che dovrebbe l'Europa non è che non invece... dico che non voglio cedere, l'Europa la chiede, ma gli stati territoriali non sono così orientati a dare questa sovranità, quindi è una contraddizione evidentemente. Poi ci sono altri aspetti che di questa Europa non mi piacciono, il fatto per esempio che sta vivendo una indifferenza rispetto alle situazioni di povertà che anche voi avete denunciato e non pare avere una strategia politica per venirne fuori. Parliamo di cose banali se volete, ma anche la spending review, la revisione della spesa a livello di Parlamento europeo, di istituzioni europee, non pare aver intrapreso la strada giusta. Voi stessi, se dovete andare a una seduta, una volta andate a Bruxelles, l'altra volta andate in Francia, a Strasburgo. E quindi voglio dire è col travaso di tutto il carteggio da una sede all'altra. Sembrano cose banali, ma sono cose di grande rilevanza, mi pare che siano decine di milioni di euro che nell'arco dell'anno, tante decine fanno le centinaia, quindi nell'arco dell'anno sono cifre assurde per arrivare fino a 1 miliardo probabilmente. Ecco, io tutto questo lo vedo come un fatto che non viene colto a livello di Parlamento europeo, non viene affrontato adeguatamente. Poi, se mi consentite un'informazione, tranne sto spazio qua che avete voi, sulla stampa locale della vostra attività non si sa nulla, voi non comunicate quasi nulla sul territorio, parlamentari europei, per cui voglio dire, alla fine si sente l'Europa esclusivamente come un peso, una realtà che sovraccarica burocraticamente i cittadini, che non è in grado di dare risposte adeguate ai territori, per cui obiettivamente bisogna veramente fare un passo in avanti. Nella situazione in cui si trovano gli stati territoriali che compongono l'Europa di assoluta incapacità, di inadeguatezza a gestire certe problematiche, io penso sempre, oltre a quella della moneta, che è un dato gravissimo che abbiamo davanti a noi, pensiamo alla politica estera, che è un fatto importantissimo. L'Europa non riesce ad esprimere una politica estera adeguata a quelle che sono le necessità e la gravità del momento in moltissimi momenti che noi abbiamo potuto constatare. La montagna di carte quanto è più alta in Italia rispetto ad altri paesi europei? Non me lo dica, sa, perché io per la burocrazia italiana ho una ricetta ben precisa che non so se lei la condivida. Per me si esce da questo disastro solo con l'indipendenza. Io faccio notare, siamo in televisione, non so se si vede, ma ormai i miei incontri serali tutte le sere sono collegato col sito dell'istituto, non so se si vede sulla telecamera, Bruno Leoni, che praticamente dà in diretta, innanzitutto Bruno Leoni è un istituto di diritto, quindi sono dei giuristi e degli esperti, i quali danno in diretta l'entità del debito pubblico ogni 3 secondi modifica. Io non riesco a leggerlo, direttore, non è che siamo a... ma tralasciando gli ultimi tre voci, è 2058 miliardi. 137 milioni, era 0,77, mentre sto dicendo così è 0,87. E tralascio le altre. Voglio dire, l'Italia è fallita perché, tra l'altro, lei parlava di burocrazia, sicuramente la burocrazia è uno dei cancri, ci sono illustri editorialisti che lo scrivono costantemente, quotidianamente, che ormai di burocrazia si sta morendo, quindi lei ha perfettamente ragione, ma non ne viene fuori all'interno dell'Italia. Ma dobbiamo ripensare profondamente, scusi, perché l'Europa comunque ci sono tre... Allora Alessio Morosin in Libertà va cercando che si cara come chi per lei vita rifiuta un sms dantesco, per questo siamo al primo canto, mi pare. Posso inserirmi a proposito di tecnicalità di cui parlava Frigo adesso? No, lo dico perché qualcuno dice non ci sono i soldi per l'IMU, ci sono di qua, non sono la stessa roba. Mi hai fatto venire in mente una notizia che ha sbalordito tutti e che l'ha data solo il Corriere oggi, incredibile, che la Ragioneria dello Stato è andata a prendersi 90 milioni di euro dal capitolo relativo al 5 per 1000 destinato al sociale e alla ricerca, che raccoglie complessivamente 492 milioni di euro, è andata a prendersi
90 milioni di euro, quindi riducendo di fatto dal 5 per 1000 al 4 per 1000, senza il consenso dei cittadini, che quando io ho firmato sotto la voce nel riquadratino della denuncia dei redditi destinazione 5 per 1000 per la ricerca e il sociale, lo Stato, la Ragioneria dello Stato, senza che nessuno dica nulla, pare ci sia stata solo un'interrogazione di un parlamentare che avevano cercato addirittura di acquietare, Corriere della Sera dà la notizia oggi così, e lo Stato si porta via 90 milioni. Cioè la tecnicalità, Frigo, per quello mi ha indotto a interrompere e intervenire, in realtà è la dimostrazione che lo Stato sta prendendo dove vuole, come vuole, a dispetto dei principi della legalità, del diritto e del consenso dei cittadini. Cioè quando si interviene così vuol dire prendere laddove i cittadini hanno disposto in un certo modo ad libitum, a piacimento, senza nessuna regola, senza che nessuno intervenga. Questo vuol dire non è previsto dalla legge. Il ragioniere dello Stato è una legge, guarda, te lo dico perché sta storia del 5 per 1000, essendo naturalmente tutti impegnati in associazioni non profit o d'altro, c'è una legge del 2004, la finanziaria del 2004, che consente al governo per motivi di parametri europei di intervenire sia sull'8 per 1000 che sul 5 per 1000. Ora siccome lo può fare, poteva farlo ufficialmente, non so se mi spiego, in questo sono d'accordo con te, cioè poteva dirlo ufficialmente senza farlo di nascosto. Guarda, questa è la notizia di oggi del Corriere della Sera. L'imbarazzante prelievo sul 5 per 1000 che tradisce la fiducia agli italiani. Cioè tu non vorrai mica dirmi che questo è il sistema di gestire... Ma assolutamente, ma non è concepibile che avvenga in questo modo. Ha ragione lui, Ma cosa ha ragione? Ma è all'interno del carico fiscale, non paghi mica più tasse tu, né con l'8 né col 5 per 1000. Questo lo do per scontato, ma se io dispongo in un certo modo, lo Stato, la Ragioneria dello Stato non può venire a mettere le mani su un conto che io voglio che vada destinato alla ricerca sociale. Questo è il punto. È previsto, e qua cosa succede? Che qua adesso siamo tutti insieme, di solito chi sta al governo lo fa e chi sta all'opposizione protesta per questa cosa, e l'ho vista sempre con i ruoli scambiati. Comunque l'errore è farlo di nascosto, su questo io credo che si debba essere sempre su questo trasparente. Almeno questo siamo d'accordo. Sul metodo sono d'accordo con te perfettamente. Io vorrei, scusate, non ho capito una cosa, con questa cosa del 5 per 1000 che sostituirà il finanziamento pubblico ai partiti, se ho capito bene, se uno sceglie un partito va a quel partito, no? Intanto si viola la segretezza del voto, prima cosa, che io lo trovo veramente abominevole. Però se non lo dà nessuno va a chi? Cioè vuol dire se non indica un partito. Va a quelli che sostanzialmente designano un partito, quindi è come per la Chiesa Cattolica, anche chi non sceglie di darlo alla Chiesa Cattolica o altra confessione religiosa, di fatto quello che non viene ripartito è lo stesso criterio, che è quello che trova d'accordo tutti quanti, perché sono loro che ne traggono beneficio, non i cittadini. Voglio dire, perché ho richiamato questo? Perché quando mi parla di tecnicalità, e ha ragione a usare questa espressione, di fatto la tecnicalità è lontana dalla legalità, cioè non c'è più uno Stato che applica i principi di diritto, che è coerente con i principi costituzionali. Guardi, non vorrei allargarmi, ma oggi ho assistito a un convegno a Venezia sulle revisioni costituzionali, e la lezione l'ha tenuta il Presidente della Corte Franco Gallo, il quale è arrivato a dire delle cose obiettivamente inaccettabili, che ha detto praticamente che c'è un nucleo della Costituzione che non può essere oggetto di revisione, perché praticamente il potere costituito, il Parlamento attuale, è legittimato da quel nucleo. Non ha titolo a intervenire, come a dire, una cosa consolidata rimarrà perenne. E mi viene in mente Carlo Alberto quando nel 1848 emanò lo Statuto Albertino e disse che questa è una legge perpetua e irrevocabile. E ogni volta che ci penso dico poveretto. E quelli che oggi ripetono questo slogan, questo metodo, vuol dire che non hanno a cuore la sovranità popolare, che così in questo modo è sequestrata di fatto da una visione giuridica pericolosissima. La rigidità è pericolosissima, lo diceva Thomas Jefferson, che le Costituzioni ogni generazione ha diritto di modificarle. E poi obiettivamente in un momento come questo, dove bisognerebbe avere una visione europea del cambiamento, perché o si fa l'Europa delle istituzioni
e si destrutturano gli stati, io dico partendo da realtà territoriali, nel caso del Veneto indipendente perché guarda l'Europa, non perché si chiude in un provincialismo, oppure non se ne va da nessuna parte. Questo è il senso. Non c'è una visione però questo, né in ambito europeo né in ambito interno italiano, e questo è avvilente. Sussidio ti ascolto sempre, ma hai un parlare così sciolto, così rilassante, quasi soporifero che mi viene da dormire. In realtà poi mi sono svegliato e ho detto questo parla come fossimo una realtà indietro di 20 anni. La realtà è drammatica, è diversa. Frigo, vai un po' ai mercati. Ti racconto un fatto di 2 giorni fa, un fatto professionale incredibile, tralasciando gli elementi che non consentono di identificare le parti. Devo procedere 2 giorni fa a una esecuzione nei confronti dello Stato, Ministero Economia e Finanze, che è debitore di un mio cliente, per una cifra quasi di 1 milione di euro. Nei confronti dello Stato dico al mio collega domiciliatario in Roma, pignoriamo presso Terzi alla Banca d'Italia. Il collega mi scrive e dice no, meglio pignorare Banca d'Italia, Poste Italiane, la banca Unicredit e un altro istituto. Ho detto 4, dico ma va là, lo Stato? No, dice, guarda che ne ho fatto, questo collega specializzato solo in esecuzioni, il mio domiciliatario, ne ho fatte recentemente, non c'era capienza. Ministero dell'Economia che non aveva capienza per pagare 1 milione di euro. Frigo, lo Stato è fallito, tra poco non paga più le pensioni, a gennaio per l'aumento di 1 punto dell'IVA dell'anno scorso hanno avuto un introito inferiore rispetto all'anno precedente di 1,2 miliardi di euro. E adesso pensano, Zanonato dice inevitabile l'aumento di un altro punto in una situazione maggiormente degradata, ne perderanno 2 al mese, miliardi di euro. La gente non ce la fa più, abbiamo la povertà che incalza, abbiamo ancora i suicidi, dobbiamo dirlo ancora. Ma chiedo scusa se ti prendo te, ma intendo, voglio dire, chi non ha un contatto stretto, diretto con la gente. Ieri sera ho trovato un signore a Un'E di Fonte, dove abbiamo fatto un incontro pubblico, 46 anni senza lavoro, disperato. Ho detto fate qualcosa, non trova risposte di nessun tipo. Va dal sindaco, dice non ho risorse, ed è vero, i sindaci sono degli eroi senza mezzi. Il patto di stabilità li ha strangolati. Avete visto i messaggi stasera? Io li ho letti tutti, 500 euro, siamo in 4, mio marito. Cioè, ma la realtà è questa, Frigo. Non c'è più Stato. E lo Stato poi, come dicevo prima, va a prendersi 90 milioni di euro dalle disposizioni che noi diamo per la solidarietà e la ricerca. Vuol dire che stiamo ormai naufragando, altro che Grecia, siamo peggio della Grecia. E se non lo vediamo è un guaio, questa è la responsabilità, questa è la responsabilità politica. La strada è quella, Elisabetta. Non è quella, perché comunque la Grecia non era paragonabile come economia. Ci diamo appuntamento fra 6 mesi. Sono d'accordo che abbiamo problemi serissimi, ma la Grecia è un altro mondo, è un'altra cosa, non è giusto neanche dare questi messaggi. Allora io dico, se noi andiamo a vedere l'ultimo anno e lo analizziamo, in prospettiva siamo sempre 6 mesi indietro, ma quello che stiamo vivendo oggi è esattamente quello che 6 mesi fa aveva la Grecia e 6 mesi prima ugualmente. Cioè stiamo inseguendo una situazione analoga. Noi siamo il secondo paese manifatturiero. Voi siete in Europa, l'altra 10 giorni fa, scusate, sono accaduti, direttore, scusami, sono accaduti 2 fatti importanti, proprio a livello europeo, voi l'avrete registrato meglio di me. L'ex governatore del Baden-Württemberg, parlando nelle istituzioni europee, ha detto che l'Italia ha una credibilità pari a quella della Bulgaria e della Romania. Così ha detto. L'agenzia di rating internazionale Fitch, che ha dato una valutazione al Veneto, gli ha attribuito la tripla B, dicendo peraltro nelle motivazioni una cosa incredibile, che se il Veneto non appartenesse all'Italia avrebbe avuto la tripla A. Si è parlato della Svizzera, no? E ha detto sarebbe meglio della Svizzera, poi nella motivazione. In Grecia un Veneto non c'è. Non c'è. Allora voglio dire, noi dobbiamo avere la capacità di guardare la realtà per come si presenta. E siccome io credo che l'Europa non nasce con questi stati, voi siete in Europa, mi dite qual è il progetto di Europa che avete voi, visto che tra 9 mesi si va, 10 mesi si va a votare per l'Europa. Non l'ho mica sentito, ho sentito parlare bene dell'energia, mi fa piacere che Elisabetta Gardini abbia parlato bene energia, ma al di là di questo, qual è il progetto di Europa che si proporrà ai cittadini che andranno a votare tra un anno per cambiare realmente? Una domanda per Morosini e poi chiudiamo con Elisabetta Gardini.
Ma se un italiano, no, visto che la Scozia va a votare per l'indipendenza nel 2014, manda adesso 18 settembre del 2014, manda adesso in Scozia un ragazzo a studiare, facciamo un esempio, no, in una università, se si vota per l'indipendenza la retta aumenta oppure no? Cosa succede? In Scozia? In Scozia. Ma io credo che la situazione scozzese sia un po' diversa dalla nostra, perché la realtà è analoga ma ha anche molte differenze. Diciamo che le parti, gli aspetti che ci interessano è che là si riesce e si può esercitare un diritto, quello all'autodeterminazione, portando gli scozzesi al voto, e gli scozzesi l'anno prossimo è quasi certo, se non ci saranno sorprese, ma questo al momento pare che non sia l'orizzonte, dichiareranno la loro indipendenza dalla Gran Bretagna, quindi sarà meno grande la Gran Bretagna e la Scozia sarà più ricca, e quindi sarà più ricca, darà più servizi, sarà come per esempio, c'era anche un messaggio visto stasera, la Finlandia, che ha delle tasse molto alte ma offre per esempio servizi, la scuola non costa, l'università non costa, la sanità praticamente è assicurata a tutti, e quindi in uno stato di piccole dimensioni, piccole e medie dimensioni, come la Finlandia, come sarà la Scozia, come sarà il Veneto, evidentemente uno studente, un ragazzo a scuola potrà esprimere al meglio tutte le sue potenzialità e la collettività sarà arricchita dalle sue conoscenze, al contrario di quello che avviene oggi in Italia, che noi paghiamo l'università ai nostri giovani, ci costano fino ai 25 anni con un carico pesantissimo sulle famiglie, e poi sono costretti ad andare in Australia, per non dire in America o in altri paesi che sono più lungimiranti e più organizzati di noi. Quindi l'indipendenza fa solo bene, e direttore, già che mi ha offerto così la possibilità di parlare di questo argomento, che è di un'attualità incredibile ma di cui la stampa non ne parla, è accaduto o ne parla poco, è accaduto in Veneto un fatto importantissimo che il Consiglio regionale ha messo all'ordine del giorno per una seduta straordinaria, di discutere e di votare una legge che vuole portare il Veneto a un referendum sull'indipendenza, un atto di democrazia che anche una parte della sinistra, devo dire, sta cominciando a valutare con molta più apertura, con molta più attitudine alla sottolineatura e al rispetto dei diritti, e che sta impegnando i consigli regionali i consigli comunali, chiedo scusa, di tutte le amministrazioni del Veneto per sostenerlo. Da ultimo 2 giorni fa è stato il comune di Montebelluna che l'ha approvato, 10 a favore, 1 astenuto e 3 o 4 contro, il comune di Montagnana, il comune di Legnago, chiedo scusa, e tantissimi altri comuni del Veneto. La democrazia bisogna viverla, il cambiamento avviene anche attraverso la democrazia. Io credo, e concludo, che tra la democrazia rappresentativa, che ha dimostrato grandi impedimenti, e la democrazia diretta, quella svizzera, non possiamo fermarci alla democrazia liquida di Grillo, perché quella abbiamo dimostrato che si inceppa facilmente. Meglio la democrazia diretta, e quindi io mi auguro che attraverso la democrazia diretta, con lo strumento referendario, anche i veneti possano avere una loro legge e dire sì o no, e noi l'accetteremo, su questa proposta straordinaria di cambiamento che è quella dell'indipendenza. Tutti i percorsi sono, è giusto, voglio dire, sognare, è giusto anche tentare di realizzare i propri sogni, e quindi però bisogna trovare le strade che portino veramente al risultato. Per quanto ne so io, se uno decide in modo democratico, bello, l'indipendenza, è anche fuori dall'Europa automaticamente, quindi non è un percorso così semplice, non si può vendere la favola che se noi ci dichiariamo indipendenti dall'Italia siamo come Ma non è che siamo disperati, ragazzi, non è che siamo disperati. Vabbè, tutto si può scegliere, tutto si può scegliere, però tutto si può scegliere. Io sono veneta fino nella punta dei capelli, nel midollo delle ossa, partendo dall'essere padovana. Ma con questa Europa non siamo preoccupati né disperati, guarda, assolutamente. Però voglio dire, tutto comporta tutta una serie di, con quale moneta, tutta una serie di problemi che io credo bisognerebbe affrontare concretamente per scegliere in modo consapevole una strada, perché sennò temo che si vada a sbattere. Allora ti invitiamo a un nostro incontro, magari un dibattito. Io vengo con piacere, Accolto. Bene. Bene, grazie.